Ha detto il professore che già noi nel Neolitico esportavamo l'ossidiana in Corsica, è presente nelle arene candide nelle coste liguri, è stata trovata nel meridie della Francia, nel sud della Francia, quindi c'erano contatti strettissimi a livello commerciale. Però noi, dicevo, abbiamo fatto una pessima lettura di questa autonomia perché ne abbiamo fatto una sorta di bandiera. Ci piace l'idea della Barbagia resistenziale, ci hanno raccontato che i romani non avevano mai violato i monti della Barbagia e io mi sono dovuta confrontare con questi preconcetti che avevo imparato nei libri e scavando da 32 anni nelle montagne del Morese ho scoperto veramente un'altra Sardegna. Ma soprattutto sono caduti tutti quei miti, tutti quei tabù, per cui i romani li ho trovati nel Supramonte, li ho trovati nella Gola di Gorropo, li ho trovati nei posti più irraggiungibili, ma non solo i romani. A Punta Sirilò, a Orgosolo, abbiamo trovato ceramiche attiche a figure rosse, quindi nei commerci la Sardegna, anche quella delle zone interne, non è mai stata isolata, quindi è un preconcetto da demolire, che tra l'altro è stato ulteriormente enfatizzato dagli storici perché hanno preso come materia i racconti fatti, non so, pensate a tutte le maldicenze di Cicerone nei confronti della Sardegna. Stiamo parlando già in un periodo repubblicano, quindi prima della Roma imperiale che aveva quel piglio proprio da grande conquistatore. Per esempio, ho fatto molti anni, ho fatto ricerche nella campagna di Sardegna vicino a Don Giannis, anche vicino a Uccellis. Siamo sempre andati alla zona di Nuraghi. Si trova, c'è un villaggio nuragico vicino a questi Nuraghi. Questa è stata un'indagine superficiale. Pochi sono cambiati. Poi si trova ceramica romana, solamente ceramica romana, non si trova teglia romana, non si trova mosaici, non si trova mura fatte di cemento. È un villaggio veramente nuragico che hai comprato un po' di ceramica. Ci piaceva la ceramica romana, sì, sulla mensola, ma senza questa ceramica romana è un villaggio nuragica. Quando sono arrivati i romani qui i nuragici erano scomparsi da secoli, non c'è mai stato un contatto diretto. Noi troviamo strati enormi tra l'ultima fase dell'età del ferro anche fino all'orientalizzante, stiamo parlando di VII-VI secolo, e prima che arrivassero qui i romani in pianta stabile erano passati diversi secoli, quindi c'è stato lo stato di abbandono dei monumenti e i romani li troviamo immediatamente sopra, ma non c'è mai stato un contatto diretto tra gli indigeni, chiamiamoli, ma non chiamiamoli nuragici come li intendiamo noi. Non so se 2 giorni prima di partire dagli Stati Uniti ho ricevuto un'email di un collega della scuola di architettura all'Università di Buffalo. Deve parlare con il primo classe, primo anno di studenti di architettura, deve parlare di costruzioni nuragiche come una forma di non architettura primitiva, ma un'architettura molto complicata che usa mezzi semplici per studenti di architettura e gli studi di nuraggi è possibile di imparare cose fondamentali, come si fa architettura, come si fa edificio. I censimenti fatti con i finanziamenti della 285, con la legge De Micheli sui giacimenti culturali, hanno rivelato che i nostri nuraghi sono più di 10.000, ma sulla base di censimenti concreti, di siti gestibili. Dobbiamo essere concreti perché dobbiamo fare i conti con le strade di accesso, con la possibilità di raggiungere il sito per fare grandi numeri. Allora,
perché il sito di Barumini, a parte il fatto che è stata una creatura di Giovanni Lilliu, diventato patrimonio dell'UNESCO, ma lì i turisti vengono portati col pullman e scendono davanti al monumento. Tutte le difficoltà logistiche per monumenti straordinari, ma che non potranno mai essere inseriti in alcuni circuiti perché non sono pressoché irraggiungibili per la maggior parte delle persone. Dobbiamo fare i conti con i portatori di handicap, dobbiamo fare i conti con le norme di sicurezza. Quindi io come amministratore, ma a livello regionale, punterei su quelle aree in parte già esplorate che possono esemplificare un'identità vasta di un areale geografico e renderle fruibili nel vero senso della parola, altrimenti tutti i comuni avranno il loro nurario, un nuradetto scavato, finita l'esperienza, hanno risolto il problema popolazionale per qualche mese e poi tutto torna come prima.